Bene, eccoci qua per la nostra rubrica settimanale del Memento. Ermano, io stavo guardando la sigla adesso, ho paura che dovremo cambiarla tra un po'. Perché ho visto che sull'ospedale di Padova non c'è la data del completamento, anche sull'idrovia Padova-Venezia, sai te che magari... Ma noi insistiamo, no, per il momento... Gutta cavat lapidem, no? Quindi la goccia riesce a scavare anche la pietra e di conseguenza continuiamo perché questa sera abbiamo due notizie positive. Interessanti. Appunto, allora, ospedale di Padova. L'ospedale di Padova, abbiamo ospite in studio Fabrizio Boron. Buonasera Boron, grazie di essere qua. Lo ricordiamo per i nostri telespettatori, è consigliere regionale della Lega a Palazzo Ferrofili, presidente della quinta commissione consigliare, commissione sanità. Voi adesso avete in mano, diciamo tra virgolette, il futuro dell'ospedale di Padova, perché questa settimana è avvenuto finalmente il passaggio c'è stata la firma, è stato così? È stato così, di fronte al notaio, con la sottoscrizione del notaio, quindi è diciamo, confermata giuridicamente quello che è il passaggio delle aree di Padova Est all'azienda ospedaliera che sarà stazione appaltante per la parte progettuale e poi per la parte di realizzazione del nuovo policlinico universitario. La Regione che cosa decide in tutto questo? Qual è il vostro ruolo? Beh, adesso spetta tutto alla Regione, no? Spetta alla Regione ovviamente predisporre tutto il percorso, sarà la stazione appaltante, l'azienda ospedaliera, però è la Regione, l'area sanità, la struttura sanitaria regionale che adesso segna le tappe di quello che deve essere ovviamente un progetto che deve andare in gara d'appalto, perché partiamo di un progetto che ha un costo abbastanza importante, l'individuare la fonte di finanziamento. La Regione ha già mandato avanti la procedura che è quella delle richieste, l'ha fatto la richiesta alla BEI, ha fatto la richiesta all'articolo 20 dello Stato, ha fatto richiesta anche al fondo INAI per avere la parte finanziaria per poi ovviamente realizzarlo, e questo passaggio poi arriverà a quello che è la gara d'appalto per la realizzazione dell'ospedale. Quindi adesso è in mano tutto alla Regione, come del resto è stato in mano il pallino anche negli ultimi 2 anni, perché avevamo segnato un punto fermo con la scelta a suo tempo di Padova Est, area pubblica, ne abbiamo sentite e viste di tutti i colori, però alla fine siamo arrivati lì. Certo. Quali tempi ci sono per il prossimo passo? Qual è il prossimo passo e che tempi ci sono? Allora, che noi calziamo da vicino. Beh, io sono stato qui quando si parlava ancora prima della prima firma del preaccordo, poi siamo arrivati. Segugi, quindi sono portatori di buone novelle anche qualche volta. Beh, il primo passo sicuramente è quello di iniziare a predisporre la gara d'appalto per la progettazione. Quindi nel giro io mi auguro avuto modo di vedere il progetto di massima fatto dall'università? No, diciamo ne abbiamo discusso, non ho visto cartaceamente la cosa, anche perché l'università ha predisposto un rendering su quello che è la costruzione, ma io credo che il ruolo dell'università e del mondo ospedaliero e della parte della sanità della Regione Veneto deve essere quello di individuare il contenuto, no? Ha una logistica un ospedale, cioè cosa ci metto dentro prima, che reparti, perché su questo devo fare una scelta, e quando ho deciso che reparti e cosa fare dentro all'interno di quell'ospedale decido anche la logistica di funzionamento. La scatola poi è la cosa più semplice da metterci per fuori, quindi l'università sicuramente ha un ruolo importante su questo. Poi un progetto di questo stampo deve avere, essendo molto costoso, sarà una gara europea, la speranza è quella che non ci siano poi i ricorsi che sono quelli magari in questi ambiti rallentano, perché 8 anni si è definito come arco di tempo fra l'inizio, cioè fra ora che si è firmato la cessione delle aree e la sua realizzazione. Il Presidente Zaia in conferenza stampa ha detto, si è girato verso il direttore dell'azienda ospedaliera, ha detto
e ha fatto segno anche meno. No, ecco, guardi, la interrompo, sentiamo proprio Zaia, abbiamo preso una battuta, diciamo, che ha detto a margine dell'incontro a Palazzo Balbi, sentiamola. Beh, utilizzeremo la visione della gestione commissariale, bisogna tirare, far veloci, come abbiamo fatto con questo atto notarile che era complicatissimo ma l'abbiamo realizzato entro i tempi che avevamo prestabilito. Direi che è fondamentale puntare alle economie di scala e velocizzare le procedure. Se abbiamo il Comune, e non ho motivo di pensare altrimenti, a nostro fianco sulle varianti urbanistiche possiamo correre molto velocemente. È ovvio che noi abbiamo 500 milioni e a cavallo donato non si guarda in bocca, se ce le donano tutti a noi diciamo che ci siamo. La nostra richiesta è 500 milioni, poi ci aspettiamo che il governo ci sia su questa partita, è importante ed è un riferimento internazionale e il governo non può non esserci. Ecco, beh, una battuta molto breve, il Comune, anche il Sindaco, ha dato la massima disponibilità perché ricordiamo che nel progetto poi si prevede anche la sistemazione anche dell'ospedale Giustinianeo, quindi Padova avrà due ospedali. Riqualificazione del vecchio ospedale Giustinianeo e poi questo nuovo che chiaramente deve essere fatto con una mente volta al futuro, perché la medicina naturalmente fa passi da gigante e di conseguenza anche la struttura deve essere funzionale all'evoluzione della scienza medica. Io provocatoriamente ho detto che bisognerebbe farlo progettare, immaginare a un ingegnere aerospaziale, no? Che sono abituati a progettare immaginando il futuro, cioè progettare oggi perché una cosa funzioni nel futuro. E siccome dobbiamo fare in modo che questo ospedale è un hub regionale, è associato alla scuola di medicina padovana, che è fra le più antiche al mondo, le più importanti al mondo, diventa punto di riferimento a livello nazionale ed europeo e può portare sicuramente Padova a livello mondiale su quello che è un punto di riferimento della sanità. Sicuramente porterà la centralità della sanità veneta su Padova. Non possiamo non immaginare questo e quindi immaginando questo dobbiamo capire che l'obiettivo dell'ospedale strutturalmente, logisticamente parlando, deve essere quello del futuro e non quello del presente. Certo. Allora, siccome adesso poi parliamo di un'altra opera che quando è stata progettata sicuramente chi l'aveva ideata ci aveva visto lungo, no? 50 anni fa. 50 anni fa. Però prima di parlare dell'idrovia Padova-Venezia salutiamo l'arrivo della terra per l'ospedale con la nostra sigla, Alleluia. Certo. No, eccola qua. Ecco, una breve sigla giusto per festeggiare, dopo insomma anche per i passaggi successivi. Festeggiamo il primo gradino, poi vediamo tutti gli altri. Avere le aree in mano è un grande gradino, insomma, un grande passaggio. Allora Ermanno, giustamente tu dicevi un'opera pensata 50 anni fa e che aveva un ruolo strategico allora, tra l'altro. Sì, non ce l'ha tuttora, chiaramente poi la tecnologia è avanzata, di conseguenza il progetto è anche invecchiato, ma ancora adesso potrebbe essere un punto importante dell'economia del Veneto e soprattutto diciamo, Padova-Venezia, perché Padova è un centro importante per la distribuzione, per l'approvvigionamento, eccetera, e di conseguenza ha bisogno di una via d'acqua per far trasferire gli arrivi, diciamo, a Venezia dei container e farli arrivare fino a Padova. Certo, sarebbe Questo ha una doppia funzione, perché il consumo energetico è molto basso, perché la Chiatta consuma pochissimo, ha poco attrito, la quantità è notevole. È vero che ha un tempo di percorrenza un po' più lungo dei camion, ma mettere insieme 200 camion piuttosto che una Chiatta, è meglio mettere una Chiatta, farli arrivare in 24 ore al centro industriale di Padova e lì poter fare tutta quell'attività all'interno della regione che è importante. Questo è il primo passo. Poi ormai questa via d'acqua non può essere solo finalizzata a se stessa
come trasporto di merci, ma può diventare un centro importante anche per lo sport, un centro importante, come ho detto altre volte, anche per esempio per l'approvvigionamento dell'acqua. Ormai abbiamo delle estati che sono abbastanza siccitose e di conseguenza questo è un altro fattore. Oppure quando ci sono le grandi alluvioni, un punto di scarico, un polmone che eviti eventuali esondazioni. Allora, a che punto siamo noi con questo passo avanti verso la realizzazione di questa idrovia, che veramente il giorno che comincerà a entrare in funzione mi auguro che sia la gioia di tutti i veneti. Magari prima di sentire Boron, volevo aggiungere una cosa, Armando, scusami. Allora, perché nella finanziaria c'è stata una richiesta dell'onorevole padovano Caon di inserire 250 milioni appunto per quest'opera, ai quali poi si potrebbero aggiungere il 70% dell'importo grazie ai finanziamenti europei. Boron, lei non è tanto convinto? No, allora è sicuramente un'opera importante per quello che è appena stato detto, anche per quello che riguarda eventualmente una questione idrogeologica, ovvero sulle crisi di piena, no? Come valvola di sfogo quando c'è il maltempo. Ha tante funzioni. Credo che per completare l'opera 200 milioni siano 250, pochi, 250 siano pochi, e da quelle che io posso vedere, ma non ne ho certezza, io sono in regione, a Roma ovviamente ci sono altri ragionamenti, la costruzione della finanziaria così come è pensata, e con ovviamente anche il dibattito che è in corso anche a livello europeo, non so se riuscirà a trovare all'interno l'investimento dell'idrovia, anche perché giustamente c'è chi fa notare questo. Poi teniamo presente che Caon è comunque un deputato di Forza Italia, quindi è all'opposizione del governo, magari fa anche una proposta sicuramente lodevole, ma in questo caso da opposizione provocatoria, no? Teniamo presente che il ragionamento è stato fatto, si dice, ma perché in questa finanziaria non si mettono molti soldi invece che sulla spesa corrente, sulle opere di investimento, come potrebbe essere l'idrovia? E la risposta è stata data molto semplice, ma è naturale, perché la produzione, cioè l'effetto domino che può dare l'investimento nel valore economico sul mercato, non è immediato. Difficilmente un'opera pubblica si realizza o si mette in campo nella costruzione nell'ambito di un anno, pensiamo a progettazioni, gare d'appalto, aggiudicazioni, e pertanto se io metto risorse in un'opera pubblica immaginando l'effetto leva economico l'anno prossimo, il 2019, perché l'Europa ti chiede di crescere di PIL e quindi di rientrare dentro i parametri nel 2019, difficilmente ce l'ho mettendo in moto opere pubbliche così grandi. Quindi è un ragionamento sicuramente che si deve fare, si deve portare avanti. La Regione su questo oltretutto ha anche dato segnali importanti nel corso degli anni e non si è mai tirata indietro sul dibattito neanche negli ultimi anni. Certo che per iniziare e portare avanti quest'opera ci vogliono finanziamenti europei, italiani ed europei. Non so se sarà l'anno giusto questo per trovare la risorsa. Noi ci auguriamo di sì, sono tanti anni che ci battiamo per il completamento di quest'opera. Anche perché se dovessi scegliere fra 200 milioni al nuovo ospedale di Padova e all'idrovia, in questo caso preferirei all'ospedale di Padova perché è attuabile immediatamente. Certo. Sì, ma abbiamo anche una provocazione da parte dei cinesi recentemente, no? C'è il tentativo di acquisto del porto di Venezia e il tentativo di acquisto del porto di Trieste, o comunque di entrare. Sono 10 anni che ci provano e sembra che ci sia anche una predisposizione a cedere un'opera così importante. Siccome la chiave di apertura, cioè il porto di Venezia e di Trieste da sempre è nel cuore dell'Europa, il punto più a nord dove possono attraccare le merci ed essere portate con poca spesa all'interno dell'Europa, piuttosto che fare il giro dell'Oceano Atlantico e arrivare sulle coste
Germania, della Danimarca, eccetera. Quindi è sempre stato, Venezia è stata ricca perché era il punto di smistamento delle merci dal nord verso la Cina e dalla Cina verso il nord. Perdere una cosa di questo genere è disdicevole, per cui bisogna tirare la cinghia, ma penso che il porto di Venezia vada rivisto e ci siano delle proposte concrete, e anche l'idrovia ha una sua funzione conseguente a uno sviluppo del Veneto, che il Veneto è già una regione che opera ed è una regione concreta. Ma anche perché si completerebbe quell'intermodalità, no? Da Venezia all'interporto di Padova, che poi con la possibilità della realizzazione anche di una serie di leve autostradali che sono la Pedemontana, che sono la possibilità della Valdastico Nord, comunque si potrebbe ricollegare la parte centrale del Veneto direttamente verso la rotta verso nord, perché in maniera molto più Politicamente, se mi è concesso esprimere un giudizio, preferirei l'idrovia alla Pedemontana, ma è una questione egoistica. Ma la Pedemontana ormai, dovremmo esserci. Teniamo presente che la Pedemontana è un'opera importantissima, che è nata molti anni fa, perché sgrava, nel momento in cui sarà in funzione totalmente e avrà anche le sue parti di raccordo, sgrava tantissimo la 4, che oggi ovviamente è appesantita di tutto il flusso che dalla parte dell'Alto Veneto deve viaggiare in A4 per andare verso Verona. Insomma. Questa A4 bisognerebbe metterci le mani, lo so, no? Soprattutto il tratto Venezia-Trieste, no? Beh, lì si sta facendo la terza corsia. Ma c'è una procura di Gorizia, mi pare, che ha messo le mani sugli appalti e ha detto ma forse non è tutto regolare, e di conseguenza anche lì non vorrei che questa operazione si fermasse solo perché c'è una procura che indaga sul tipo di appalti che sono stati effettuati. La Pedemontana, e Benetton dovrebbero essere quelli più interessati a farlo, perché hanno... certo, la Pedemontana c'è un'azienda privata che la sta realizzando, quindi io non credo ci saranno grandi problemi, perché l'appalto è stato fatto nel momento della concessione all'azienda privata, poi tutto quello che è il lavoro a cascata non ha più una visione pubblicistica, no? Perché ovviamente è un consorzio privato che lo realizza. Su quello che riguarda il resto se la vedrà la procura, penso che sia, hanno il ruolo non solo per verificare, ma anche per dare segnali chiari alla popolazione di dire che le cose funzionano o non funzionano. Quindi aspetta loro far veloce e soprattutto dare la correttezza del messaggio a tutti quanti, che si deve sempre rigare dritto. Ermanno, un'ultima cosa abbiamo ancora da ricordare nel memento, e cioè adesso parliamo di un'azienda che è un'azienda storica, che ha avuto delle vicissitudini in questi ultimi anni e che vogliamo ricordare ai nostri telespettatori, ai veneti chiaramente in particolare, no? Ermanno, stiamo parlando della Menegatti. Menegatti, perché questa è una pubblicità, come si può dire? Gratuita. È gratuita. Dove chiediamo ai nostri telespettatori che, se hanno un pensiero di comprare un panettone, di magari scegliere tra i tanti Menegatti, perché vuol dire aiutare un'azienda che purtroppo è in crisi, e con buona volontà, tu ne sai più di me, No, beh, assolutamente, è stato salvato il lievito madre, grazie all'intervento di due dipendenti che gratuitamente in questo periodo di crisi hanno, come dire, preservato il lievito madre, e adesso poi in questi giorni hanno ripreso la produzione. C'è una corsa contro il tempo ovviamente per arrivare in tempo per Natale, per entrare nel mercato. Negli ultimi anni abbiamo avuto modo di seguire la vicenda appunto di questa azienda, adesso è arrivata, diciamo così, tra virgolette, una soluzione che permette di rientrare sul mercato, e quindi ritenevamo giusto un pensiero, diciamo, a un'azienda storica del Veneto. Anche perché non dimentichiamo, Melegatti è colui che ha inventato il Pandoro, quindi 1894. Esatto, è un'invenzione veneta che solo per quello deve essere mantenuta e aiutata. Sì, quindi
Diciamo, se c'è un pensierino anche per Melegatti da parte dei nostri telespettatori, se vanno al supermercato, trovano un panettone Melegatti, vuol dire che danno una mano agli operai della Melegatti e non ai titolari. Certo. Bene, allora ci fermiamo qui per quanto riguarda questo spazio del memento di questa settimana, però come i telespettatori leggono nel crawl che sta passando, nella scritta che passa sotto, adesso parleremo di questa lettera che è arrivata dall'Europa sulla manovra, che non è la lettera di Babbo Natale, invece, così come si aspettava Salvini. Invece, allora, tra poco, un breve break pubblicitario. Un quesito. Le imposizioni dell'Unione Europea possono agevolare l'economia dell'Europa e dell'Italia oppure punto interrogativo? Ecco, quello che affronteremo tra breve. Tra poco, a posto. Allora ci fermiamo qui un attimo e torniamo subito, tra poco.